Ormai sono trascorsi 5 anni dal Covid, sentiamo cosa ne pensano i rodigiani, cosa si ricordano dell'esperienza che hanno vissuto e se secondo loro questa è servita a qualcosa ancora al giorno d'oggi. Allora, sicuramente mi ricordo i momenti di chiusura, quindi tutte le varie, vicissitudini dovute alla zona rossa, zona gialla, zona arancione, quindi il fatto di non poter uscire di casa, il fatto di andare a fare la spesa un tot alla settimana, stare più attenti, le mascherine sicuramente. E spero che sia servita a qualcosa. In realtà penso che la maggior parte delle persone si sia un po' già dimenticata tutto e quindi non so se abbia in realtà avuto una sorta di utilità, però io spero che per il futuro in qualche modo possa essere, come dire, nel caso ne capitasse un'altra, avere già qualcosa che sia di simile già successo, ecco. Certo, mi ricordo molto bene quel periodo. Siamo rimasti tutti chiusi in casa e non si poteva incontrare nessuno, amici, parenti, però insomma io non ho avuto alcuna conseguenza, ho passato questo periodo di detenzione obbligata, ma è servito per evitare la diffusione di questa malattia. Penso che sia stata un'esperienza veramente terribile e che tutti ricordiamo fin troppo bene. Credo che abbia sicuramente aiutato ad essere grati per ciò che si vive ogni giorno, anche semplicemente per l'uscire, andare in un qualsiasi posto, avere la libertà di fare ciò che si vuole, che in quel periodo non siamo riusciti ad avere per troppo tempo. Mi ricordo un senso di solitudine perché dovevi stare chiusi in casa. Quello che abbiamo imparato è nulla, perché secondo me tutti si sono già dimenticati il problema.